Allora, riprendiamo il suo racconto, perché più che un discorso è un racconto che è anche molto avvincente. Stiamo parlando del Giardino Giusti, che si trova a Verona, al di là, diciamo, del fiume, al di là dell'Adige. L'immagine non è questa del Giardino Giusti, è di un altro... Sì, è questa, eccola qua, allora è è questa, perfetto. Ringraziamo la regia che è riuscita a trovare anche l'immagine giusta. Diceva, appunto, stava raccontando un giardino aperto anche al pubblico del tempo, l'anno era... era fine 500, quindi poi questo giardino è sempre rimasto aperto. In realtà i Giusti usavano il palazzo e il giardino per scopi di rappresentanza, non abitavano lì, per cui è sempre stato con l'idea di far conoscere al pubblico quest'idea nuova di giardino, che era il giardino, appunto, il giardino rinascimentale, noi volgarmente lo chiamiamo all'italiana, quindi un giardino architettonico, cioè dove l'accento è posto non tanto sulle piante quanto sul disegno proprio architettonico che c'è dietro, per cui appunto tutto molto simmetrico, i bossi tagliati simmetricamente che formano varie stanze cosiddette, il labirinto, il viale di cipressi, quindi ecco tutta una nuova idea di giardino. Quindi una geometria che va completamente ad essere cambiata e che deve essere, e che è stata mantenuta peraltro. È stata mantenuta ora nei secoli. I giardini sono come i vestiti, ci sono le mode, secondo dei come le proprietari case. anche. Ci sono le mode, per cui nei secoli poi ha avuto delle vicissitudini. Nell'Ottocento andava di moda il giardino romantico all'inglese e quindi furono tagliati tutti i bossi, tolto il labirinto, tolti i cipressi, perché l'idea era del giardino ottocentesco. Poi diciamo che la generazione precedente alla mia, in particolare cugino di mia madre, Nicolò Giusti, decise di riportare piano piano il giardino al più possibile, diciamo, al disegno originale, e quindi adesso è più o meno ripristinato secondo questo disegno. Poi noi nel mezzo, nel 2020, oltre al Covid, abbiamo anche avuto un nubifragio terribile sulla città di Verona, con epicentro naturalmente dentro il Giardino Giusti. Non può farsi mancare niente. E avete dovuto quindi ripristinare. Abbiamo dovuto ripristinare e adesso è ancora abbastanza in fase di ripristino, ma direi che siamo avviati bene. E grazie tra l'altro all'Associazione Dimore Storiche noi abbiamo partecipato e abbiamo ottenuto il bando del PNRR sui giardini storici, per cui c'è un bando che in qualche modo c'è stato, perché è chiuso adesso, ma dove hanno partecipato vari giardini storici italiani, non solo pubblici, anche pubblici, ma non solo pubblici, anche privati. Ecco, a proposito di giardini privati, degni di nota e quindi di pregio, che meritano anche di essere analizzati, quali sono? Che lei sappia, guardi, in Italia ce n'è tantissimi. In Veneto? In Veneto sono famosissimi una decina, ma poi ce n'è molti di più in realtà. Ne cito uno perché qui vicino a Padova, Val San Zibbio, certo. Per cui sì, quello è facile anche magari per il pubblico a casa andarlo a visitare. Anche Val San Zibbio è aperto, come d'altronde il Giardino Giusti. Direi che da dopo il 2020 finalmente noi italiani abbiamo un po' riscoperto l'idea del giardino, forse perché siamo stati chiusi in casa per 2 anni praticamente. Perché noi dopo il Rinascimento, che è stato il momento, diciamo, in cui l'Italia era il capofila di chi faceva giardini, cioè non esisteva niente al di fuori del giardino rinascimentale, poi siamo come tornati indietro, quindi non c'è più stata nessuna evoluzione in questo senso. Forse siamo diventati più interni, quindi le case sono diventate molto più importanti del giardino,
e fino a poco tempo fa i giardini storici che c'erano, e ci sono sempre stati, ma erano meno interessanti, se uno vuole, degli interni. Adesso c'è molto questa riscoperta, e poi anche per via di tutti i cambiamenti climatici, il gran parlare di ecologia, eccetera, che secondo me rimane un gran parlare e molti pochi fatti, però hanno ripreso piede. Sì. Ma questo a livello Italia, oppure tendenzialmente anche è trasversale, cioè in Europa, no, trasversale in tutto il mondo. Certamente in Italia ci sono le basi perché questo torni a essere un campo in cui noi possiamo eccellere, indubbiamente. Noi abbiamo degli importantissimi architetti di giardini contemporanei, ce ne sono tantissimi in Italia, molto importanti, e che fanno scuola tuttora rispetto anche a Francia o Inghilterra. Ci sono dei dettami che devono essere, che sono... Adesso c'è molto la cosa delle piante che richiedono poca acqua, ovviamente, perché uno dei grossi problemi di un giardino, della manutenzione di un giardino, è l'acqua. Cioè, si consumano tonnellate di acqua per tenere in piedi dei giardini di quel genere, quindi adesso l'orientamento è portare delle nuove piante che invece non soffrono la siccità e quindi richiedono... Ma né in un giardino come quello di cui lei si prende cura, di cui in parte è comproprietaria, questi giardini che stiamo vedendo, che magari possiamo conoscere, eccetera, c'è il vincolo di tenere quella tipologia di pianta, di struttura, ci sono dei vincoli, come appunto diceva il Presidente, per quanto riguarda gli interni o le strutture portanti degli edifici? Sì, come il vincolo funziona? delle soprintendenze esiste anche sui giardini storici. Adesso c'è una sorta di discussione in corso, perché in realtà, come dicevo, siccome finora l'accento era sempre stato posto sugli interni, le sovrintendenze non hanno i tecnici che sono esperti in giardini, perché era una figura che serviva a poco. Quindi ce l'aveva il privato, avrà avuto il privato il suo giardiniere. Esatto, e si affidavano molto al spirito del proprietario, che si sperava lo mantenesse il più possibile come il faut, e ogni tanto qualche intervento della soprintendenza anche troppo conservatore, perché non dimentichiamo appunto che ci sono piante che spariranno perché non possono più vivere nelle condizioni in cui noi siamo in grado di mantenerle. Una pianta che beve troppa acqua non va bene, non ci può più essere. Quindi in realtà secondo me è molto interessante, nei prossimi anni noi lo vedremo molto, questo modificarsi e trasformarsi anche dei giardini storici, perché le soprintendenze ovviamente hanno capito che esiste questo problema. Il PNRR è stato in parte una risposta anche a questo, perché volendo tiene anche conto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti di sensibilità delle persone rispetto alla natura e rispetto a quello che noi possiamo, vogliamo fare con la natura. Infatti questo è molto importante. Sì. E poi appunto l'ottica prospettica, secondo di chi, anche del proprietario, cosa riesce a fare e a mantenere, perché anche questo penso che sia anche rilevante, no? Qui chiedo anche a lei, ingegnere, perché lei è titolare di una Villa Dussan in provincia di Belluno? È corretto, sì, è il comune di Santa Giustina, che si trova nella Valle del Cordevole. Ha una caratteristica che, trovandosi nel bellunese, che in fondo è Dolomiti, l'agricoltura è meno praticata, esiste l'agricoltura specializzata in montagna, molto ridotta a causa dell'imboschimento di tutti quelli che erano una volta i pascoli, che oggi sono diventati dei boschi, ha però la possibilità di godere intorno a sé ancora di tutta l'azienda agricola, che, come dice un detto di un altro paese, l'agricoltore è l'architetto del vostro paesaggio. Infatti, il fatto che esistano dimore di questo genere e che godano ancora della possibilità con tanta fatica di fare dell'agricoltura, laddove l'agricoltura non dà più da vivere a noi. Io ho fatto 30 anni all'estero, sono rientrato da 4 anni
quando mancarono i miei genitori, per rioccuparmi di una grande passione che ho sempre avuto, che al di là della natura era l'agricoltura. Da che paese è rientrato? Li ho fatti quasi tutti, comunque la maggior parte ho vissuto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Belgio, occupandomi di tutt'altro settore, però con la passione ho potuto visitare aziende agricole dal Brasile all'Indonesia, le inglesi, le belghe, francesi, tedesche. Quindi lei si è portato nel suo territorio un patrimonio di conoscenze, di stimoli, però sono coniugabili nel nostro territorio, in un ambito appunto come anche il suo, di una villa, inseriti in un contesto agricolo particolare, un po' difficile, perché io mi sono collegata a lei proprio perché la difficoltà di riuscire a mantenere un certo tipo di struttura con dei vincoli ben precisi e metterla possibilmente a reddito, insomma, rispetto all'estero. Per lei parla degli Stati Uniti, negli Stati Uniti c'è un'altra normativa. Il patrimonio storico esiste anche negli Stati Uniti, lo conoscono meno. Io abitavo negli Stati Uniti in uno stato che è conosciuto come lo Stato Giardino, the Garden State, che è New Jersey, e mi sono reso conto di essere uno dei pochi lì che sapeva che lì c'era stato il quartiere generale di George Washington. Ce l'hanno, certo, una storia più recente, non stiamo parlando del Cinquecento come il Giardino Giusti, però insomma in Italia dire che una dimora è del Cinquecento non fa più impressione a nessuno. Certo che andando invece dall'altra parte del mondo, che è il mondo dell'estremo oriente, lì si trovano culture e dimore storiche splendide. Qui si sa molto poco, si studia molto poco a scuola, ancora poco che studiamo la nostra. Noi forse studiamo poco noi occidentali. Esatto, loro invece hanno una cultura e una sensibilità molto sviluppata. Profondissima, esatto. Un rispetto per la cultura europea, in particolare l'italiana, che considerano, se non come la loro, quasi come la loro. I cinesi hanno una civiltà più vecchia della nostra. Assolutamente sì. Per cui io ricordo che tante volte, dovendo fare affari con gente cinese, acquisivo, nonostante a quel tempo non avessi i capelli bianchi, per loro l'esperienza si misura dall'età dell'esperienza, il fatto che fossi italiano mi dava quel valore aggiunto che poteva aprire più porte, dove una firma in un documento serviva poco per loro, il fatto che fossi italiano e conoscessi un po' della storia del mio paese, per loro era... Però loro hanno nella cultura, a parte i cinesi, ma comunque in genere tutto l'Oriente e il Medio Oriente, hanno una passione, anche un rispetto per la natura, per l'ambiente, dove si inseriscono anche i siti di abitazione, nonostante gli aspetti economici rilevanti, hanno proprio una cultura che trasmettono anche ai propri figli. Come tradizione. Da noi c'è questo sentiment, siccome lei si occupa anche di giovani, no? Anche un occhio di attenzione a questo riguardo, è compreso questo oppure no? Guardi, per me è stata una delle più grandi sorprese in positivo, rientrando a vivere stabilmente in Italia, di vedere come le nuove generazioni siano sensibili a quello che non è proprietà privata, come diceva il nostro Presidente. Noi siamo dei custodi, patrimoni di tutti. Noi abbiamo l'onere e il privilegio di poterlo mantenere a nostre spese, ma il patrimonio di tutti. Alcuni giorni fa c'è stata la giornata nazionale delle dimore storiche e aprendo casa, e quando spiegavo che la casa la ce la vivo, io ho la fortuna, la possibilità di viverla, ma la casa appartiene a tutti in fondo. È una casa che trova le sue origini come centro agricolo dei Caminesi, signori di Treviso, poi anche di Belluno, e dal 1300 fino ad oggi lavora i terreni intorno, e tutta l'architettura è declinata proprio per l'uso agricolo. Certo, oggi bisogna cambiare, dobbiamo aggiornarci. Se ieri dava da vivere, pensi che solo nell'ultimo passaggio di proprietà, quindi stiamo parlando dell'inizio del Novecento, c'erano 26 colonie, ognuna delle quali faceva 10 ettari, ognuna circa 20 persone. Tutte queste famiglie noi le abbiamo sempre considerate parte della famiglia. Oggi si dice in italiano famigli. Quando incrocio persone che appartengono a queste famiglie, ho conosciuto 5 generazioni della sua famiglia e loro hanno conosciuto 5 generazioni della mia. Cosa vuole che ci raccontiamo? Il rapporto è strettissimo.
oggi si è scemato, ma tornando ai giovani, i giovani che quando io lasciai l'Italia erano un pochino, vorrei essere diplomatico nel dire, ma meno attente a quello che le circondava, erano più orientate alle nuove professioni, l'arrivo dell'industria nella nostra zona. Oggi ho trovato degli studenti che per esempio ci hanno aiutati a visitare le dimore storiche. Abbiamo avuto 2 istituti superiori, se mi permette li cito perché sono stati proprio bravi, primi credo, sicuramente nel Bellunese, ma anche insieme a Padova, liceo dal Piazza di Feltre e l'Istituto Catullo di Belluno, con gli studenti, grazie ai professori che ce li hanno aiutati, perché hanno dedicato l'intera domenica seguendoli, facevano da guida con noi e hanno scoperto delle cose, dice ma io non sapevo che esistesse tutto questo è nostro, certo gli dicevo. E i ragazzi, molti giovani, se dovessi fare una fascia d'età, almeno nella mia zona, famiglie più o meno di 40 anni con figli che seguivano e non si annoiavano, non erano sul telefonino, anche perché avevo chiesto cortesemente di spegnerlo per questi 40 minuti della visita, e scoprivano che c'erano dei bellissimi fiori, c'erano delle rose che profumavano, alcune erano nate quando Napoleone era ancora vivo e capire che i caminesi in fondo facevano parte della nostra storia, che ai caminesi era succeduta una famiglia pellina femminile, c'erano delle signore, e gli dicevo, sapete, io sono vissuto nel matriarcato più totale, è 6 generazioni che qui questa proprietà viene passata per linea femminile, e questo ha arricchito enormemente questa proprietà. Laddove in passato la donna si occupava meno della gestione di tutti i giorni, ma cambiando la famiglia, sì. cambiavano gli usi, i costumi. Nel bellunese sentir parlare tedesco è normale, perché sono i nostri fratelli i cugini vicini, ma sentir parlare francese, banalmente mio nonno fece un matrimonio internazionale, sposò una toscana e da noi si sente parlare il toscano rieca nelle stanze, fa effetto, ma tutti conoscevano mia nonna, capiva perfettamente il dialetto locale, non lo parlava perché sarebbe stato ridicolo, ma non aveva nessun problema ed era parte integrante. E le varie evoluzioni che ha avuto sono dovute a questo passaggio. Certo. Per conclusione, io ho 3 figli maschi, questa è la tradizione, devo per forza romperla. Interromperò la tradizione. Ho dovuto. Allora, però adesso arriviamo anche a un altro aspetto molto interessante, perché è bellissimo che i giovani si entusiasmino, si appassionino di questi beni, perché poi ne saranno in qualche modo anche custodi, quindi bisogna che una collettività si assuma anche delle responsabilità di rispetto, ma anche di curiosità per poterli vedere, perché sennò restano così troppo di nicchia. Però servono anche dei professionisti per poterli poi mantenere, ristrutturare dove è necessario, fare tutti quegli interventi. Questo è un altro aspetto molto importante. Le do la parola subito dopo la pubblicità, quindi tra pochi secondi.